Vicepresidente Bolzonello, la Regione Friuli Venezia Giulia da tempo ha scommesso sull'innovazione tecnologica come elemento di fattore competitivo. Qui a San Vito al Tagliamento c'è un esempio pratico e quest'oggi la presenza del Ministro dimostra quanto il Friuli Venezia Giulia ci crede e ci scommette su una partita di questo tipo. Da parecchio tempo che spiego che oggi qualunque oggetto una persona abbia fra le mani, costruito 10 anni fa, aveva all'interno il 10% di tecnologia e il 90% invece era altro. Oggi si è ribaltato completamente il paradigma. Oggi qualunque oggetto ha dentro il 90% di tecnologia e il 10% di altro, e questo significa che viene prodotto con elementi altamente tecnologici, dove la digitalizzazione, dove la tecnologia, dove la massa di dati enormi necessari per poter produrre appunto nel modo migliore fa la parte del leone, ed è evidente che quindi cambia sostanzialmente tutto il modo di fare impresa. Il modo di fare manifattura è stravolto al di là della crisi o non crisi, perché questo è un processo irreversibile. Questa fabbrica è una fabbrica assolutamente innovativa proprio per questo motivo, perché per tempo ha capito che va fatto una profonda rivoluzione all'interno del mondo del manifatturiero. L'abbiamo qui in Friuli Venezia Giulia, è unica nel suo essere. Il Ministro ha conosciuto questa realtà, gliel'avevamo già presentata anche un mese fa nella visita che abbiamo avuto a Roma, e oggi ci ha fatto veramente molto piacere vedere che non solo era a conoscenza, ma è assolutamente in linea con quello che è questo lavoro straordinario che abbiamo fatto come territorio. Adesso il problema è il dopo, cioè come andare a innestare questa fabbrica, la LEF, all'interno del ragionamento complessivo di quelli che sono, di quello che è il progetto 4.0 che il Ministro Calenda ha promosso. L'EF ha già tutti i presupposti, tutti quelli che sono i paradigmi per essere il nostro Digital Lab, non solo del Friuli Venezia Giulia, ma di un territorio molto più ampio. Va messo a sistema con quello che stanno facendo le università, le 9 università del Triveneto, e innestato in questo progetto può diventare un'ulteriore risorsa per tutte quelle che sono le aziende del nostro territorio, quindi nella nostra manifattura, che ripeto è in continua e grandissima trasformazione.